17 anni e mi sono trovata nella situazione di dovermi trovare un lavoro senza sapere dove cercare, cosa, come. Sono venuta a conoscenza che c'era il progetto orientativo organizzato dalla provincia per i giovani come me che magari avevano bisogno, non sapevano a chi rivolgersi. Mi sono presentata, ho fatto un colloquio conoscitivo, dopo un paio di settimane mi hanno mandata a parlare con un'azienda che aveva dei negozi e dopo mi ha fatto fare lo stage lì di 300 ore inizialmente e dopo l'hanno prolungato. È stata la mia prima esperienza lavorativa, mi ha appassionata ai rapporti umani con le persone perché facevo la commessa in questo negozio di bambini e c'erano tutti, dalla mamma al fratello alla nonna. Ero molto timida all'inizio, dopo pian piano mi sono cominciata a sciogliere, ho cominciato a relazionarmi con le persone. Quando sono arrivata all'inizio ero impaurita, non sapevo se ero all'altezza, non sapevo niente, mi hanno accolta come una bambina, mi hanno insegnato tutto, mi hanno seguita e è stato veramente un inizio per me fantastico perché non è stato traumatico, sono stata seguita, sono stata aiutata. Così dopo, quando mi sono dovuta inserire per conto mio nel mondo del lavoro, ho avuto uno start completo, diciamo. La work experience mi ha dato la possibilità di mettere giù le basi per una disciplina e per un corretto modo di approcciarsi al lavoro. Perché venendo da una scuola o comunque non avendo mai avuto un impegno come il lavoro, che è una cosa che farà sempre parte della tua vita, non ero pronta. Mi hanno insegnato con pazienza di arrivare in orario, di avere sempre la divisa, di comportarsi sempre bene, avere sempre il sorriso, di lasciare fuori i problemi personali dalla porta d'ingresso quando si va a lavoro. Mi ha appassionato alle persone, al rapporto con le persone, perché ne passavano tante e tutte avevano qualcosa da darti come tu, del resto potevi lasciarli. Il consiglio che posso dare ai giovani come me che magari sono in difficoltà o si trovano un po' impauriti davanti all'esperienza del lavoro, di non aver paura, di lottare, di andare avanti, le soddisfazioni arrivano, basta lavorarci e soprattutto di essere molto positivi, non farsi sopraffare dalle ansie, dalle paure perché quelle non portano a niente.